Ecco alcuni segnali che potrebbero indicare che il tuo partner ti sta tradendo. Cambiamenti nel comportamento. Il tuo partner è più distaccato o meno affettuoso? Passano più tempo del solito fuori casa? Cambiamenti nelle abitudini telefoniche. Il tuo partner è più protettivo del proprio telefono? Lo portano con sé ovunque vadano? Cambiamenti nell'aspetto. Il tuo partner si prende più cura del proprio aspetto? Hanno iniziato a vestirsi in modo diverso o ad allenarsi di più? Segni di bugie. Il tuo partner ti sta mentendo su dove va o con chi è? Stanno diventando difensivi o evasivi quando gli fai domande? Segni di infedeltà fisica. Trovi preservativi usati, rossetto o altri segni di infedeltà fisica? Se sospetti che il tuo partner ti tradisca, ci sono alcune cose che puoi fare per scoprire la verità. Parla con il tuo partner. Il modo migliore per scoprire la verità è parlare con il tuo partner dei tuoi sospetti. Sii diretto e onesto su ciò che stai pensando e sentendo. Controlla il telefono del tuo partner. Se hai accesso al telefono del tuo partner, puoi controllare i suoi messaggi di testo, le email e la cronologia delle chiamate per vedere se c'è qualcosa di sospetto. Assumi un investigatore privato. Se sei davvero preoccupato per l'infedeltà del tuo partner, potresti prendere in considerazione l'assunzione di un investigatore privato per indagare. È importante ricordare che non esiste una prova certa di tradimento. Tuttavia, se stai sperimentando molti dei segnali sopra menzionati, c'è una possibilità che il tuo partner ti stia tradendo. Se hai dei dubbi, è meglio parlare con il tuo partner o cercare un aiuto professionale. Ecco alcuni suggerimenti su come affrontare la possibilità di tradimento. Prenditi cura di te stesso. Assicurati di mangiare cibi sani, dormire a sufficienza e fare esercizio fisico regolarmente. È anche importante parlare con i tuoi amici e familiari di ciò che stai passando. Cerca un aiuto professionale. Un terapista può aiutarti ad affrontare le tue emozioni e a prendere decisioni su come procedere nella tua relazione. Considera la consulenza di coppia. Se vuoi provare a salvare la tua relazione, la consulenza di coppia può essere utile. Un terapista di coppia può aiutarti tu e il tuo partner a comunicare meglio e a risolvere i problemi nella vostra relazione. Il tradimento può essere un'esperienza molto dolorosa. Tuttavia, è importante ricordare che non sei solo. Ci sono molte persone che hanno attraversato quello che stai attraversando tu e ci sono risorse disponibili per aiutarti ad affrontare la situazione.